mondo. Strade di sangue nel Veneto, a Zero Branco nel Trevigiano, shock per il tragico schianto nel quale ha perso la vita un 21enne con 3 amici gravi. A Piombino Dese altro incidente con 6 feriti. Usano uno spray per pulire all'interno della macchina dei genitori, poi si accendono una sigaretta innescando uno scoppio. Incidente nel Veronese, feriti 2 minorenni. L'ospedale di Padova doveva essere l'incontro decisivo, ma il vertice di stamane a Venezia si è risolto con uno scontro sia alla zona est, ma è guerra tra regione e comune sulla cessione delle aree. Avevano messo a segno colpi nel Feltrino, banda di nomadi bloccata dai carabinieri nel Bassanese dopo un inseguimento tra gli arrestati 2 minorenni. La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, Belluno al primo posto tra le province italiane, il nord-est con Friuli e Trentino è in cima alla lista. La zia si sente male e muore sotto gli occhi dei parenti, festa di laurea finisce in tragedia in un ristorante nel Padovano. La regione si è svegliata nella morsa del gelo, specie in montagna, meno 20 gradi sulla Marmolada, anche in pianura, temperature sotto lo zero. Questa sera alle 21:15 torna a Ring, la politica alle corde sotto i riflettori, la fuga di Sappada dal Veneto, il rischio che altri comuni come Cortina scelgano lo stesso percorso. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre parlando di cronaca, ancora una volta la cronaca di un tragico schianto. È stato un weekend drammatico sulle strade del Veneto, il bilancio più pesante è quello della Marca trevigiana con un incidente mortale nel quale ha perso la vita un ragazzo di appena 21 anni. Un boato che ha svegliato chi a quell'ora della notte stava dormendo e si è precipitato in strada per vedere cosa era accaduto. La scena che si è presentata davanti agli occhi dei primi giunti in via Mattei, una di quelle che non si possono cancellare. Una panna cartocciata su se stessa, un muretto in cemento distrutto nell'impatto. Dentro la vettura 4 giovani, 2 ragazzi e 2 ragazze, tutti tra i 19 e i 28 anni. Per uno di loro purtroppo non c'era più nulla da fare. Elias Karauc, 21 anni, pasticcere, era seduto sul sedile posteriore. L'impatto gli è costato la vita. 2 degli amici hanno riportato le ferite più gravi. Una delle ragazze di 19 anni si trova ricoverata al Cafoncello, le sue condizioni sono molto serie. L'altro ragazzo di 20 anni si trova in prognosi riservata. La seconda, giovane di 28 anni, ha riportato le ferite più lievi. I 4 avevano trascorso la serata insieme, stavano percorrendo via Mattei, quando nel tentativo di mettersi lungo la Noalese, l'auto ha iniziato a sbandare, finendo contro il muretto. Bisognerà ora ricostruire la dinamica e cosa abbia causato il drammatico incidente, ma adesso quello che resta di quel sabato notte è la morte di un 21enne e altri 2 giovanissimi che lottano in un letto di ospedale. E un altro grave incidente, stavolta nell'Alta Padovana, feriti 4 giovanissimi ma anche una donna di Castelfranco. Grave incidente tra 2 auto nella notte lungo via Albare a Piombino Dese, Alta Padovana. Forse a causa dell'asfalto bagnato e del maltempo i 2 mezzi si sono scontrati, a bordo 5 persone in totale, feriti 4 giovanissimi della zona, tra cui un 20enne di Trevaseleghe. In prognosi riservata anche la conducente della seconda auto, una 50enne di Castelfranco Veneto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere i passeggeri e i sanitari del SUEM 118 che li hanno trasportati in ospedale. Per effettuare i rilievi dell'incidente anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro. Un altro incredibile incidente stavolta all'interno di un'auto, ma non è un incidente stradale. 2 minorenni sono rimasti feriti nell'auto dei genitori, infatti in seguito allo scoppio provocato dall'uso di uno spray seguito all'accensione di una sigaretta. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Bussolengo. I giovani si trovavano appunto nell'auto dei genitori e pare abbiano usato una bomboletta spray per la pulizia, spruzzando del prodotto per poi accendersi una sigaretta che ha innescato l'esplosione. Lo scoppio è avvenuto per la presenza del gas propellente nell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto, mentre i 2 ragazzini feriti sono stati assistiti e portati in ospedale dai medici del SUEM 118. Fortunatamente non sono in gravi condizioni.
Lasciamo per un attimo la cronaca adesso e andiamo a Venezia per parlare di sanità, per parlare di un tavolo molto atteso, quello di stamane sull'ospedale, sul futuro dell'ospedale di Padova, una odissea che dura da tantissimo tempo e che pare destinata a continuare. Perché? Perché c'è stato un punto di incontro sulla zona est, ma un altro scontro tra comune e regione. Ce lo dice al telefono in diretta da Venezia il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso, a te. Sì, buongiorno. Doveva essere il giorno delle decisioni sul nuovo ospedale di Padova qui a Palazzo Balbi, non è stato invece così. Ci sono stati nuovi confronti fra il Comune di Padova e la Regione e tutto è fermo sulla questione dei terreni di Padova Est. Perché? Perché il governatore Luca Zaia, come era stato promesso dal sindaco precedente Bitonci, vorrebbe quei terreni gratuitamente dal Comune, mentre il sindaco di Padova Giordani ritiene che sia giusto farli pagare. E su questo non c'è alcun tipo di accordo, quindi la ipotesi su cui invece si poteva concordare, che era quella dei due poli cosiddetta, cioè di un nuovo ospedale a Padova Est ma anche una risistemazione del vecchio polo in via Giustiniani, al momento è arenata su una proposta di Zaia, che è quella di appunto fare questi due poli solo se questi terreni verranno dati gratuitamente, mentre per il sindaco di Padova i terreni vanno pagati. Se però, dice Zaia, questi terreni non ci verranno dati, noi procederemo eventualmente agli espropri, valuteremo che cosa fare, ma a quel punto non faremo l'altro polo. Questa è la situazione al momento, che vede Comune e Regione su posizioni molto distanti. Non è stato convocato neppure un nuovo tavolo e probabilmente fino a gennaio non ci saranno altre novità su questo ospedale. Grazie a Tommaso Stoppa. Torniamo alla cronaca adesso e parliamo di una tentata rapina che è finita con un imprenditore picchiato. È successo a Dolo, ce lo racconta in diretta telefonica la nostra Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno da Dolo. È stato un tentativo di rapina, quello messo a segno giovedì sera in via Torre nei confronti di un noto imprenditore di un'azienda metalmeccanica della zona. La notizia è diventata di dominio pubblico e confermata dalla compagnia dei carabinieri di Chioggia soltanto stamattina. Due individui armati e con il volto coperto da un passamontagna hanno teso l'agguato all'uomo davanti al cancello di casa. Non appena sceso dalla propria auto l'hanno affrontato intimandogli di consegnare il denaro. Non sapevano che l'imprenditore non aveva pressoché nulla con sé, perfino il portafogli non aveva che pochi spiccioli. L'uomo perciò ha opposto resistenza ai malviventi e per tutta risposta è stato aggredito e colpito col calcio della pistola, fino a quando i due malviventi hanno deciso di desistere e di dileguarsi nell'oscurità. L'imprenditore ha richiesto l'intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini, al momento senza risultato alcuno. L'uomo, 43 anni, si è poi rivolto al pronto soccorso per farsi medicare la ferita riportata sopra l'orecchio, giudicata guaribile in una decina di giorni. Da Dolo per il momento è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Dal veneziano al bassanese, parlando però anche di Belluno. Perché? Perché sempre in tema sicurezza c'è stato un inseguimento tra i carabinieri e una banda di nomadi in auto, una banda che aveva messo a segno qualche ora prima delle razzie nel Feltrino. È stata bloccata appunto dopo questo inseguimento. Ce lo racconta da Bassano Vanessa Banzato. Sì, buongiorno dalla redazione di Bassano. 4 nomadi arrestati, 3 uomini, di cui 2 minorenni e una donna, fermati dopo una serie di colpi messi a segno nel Feltrino tra Fonzaso e Arsie. A incastrare il quartetto lungo la Val Brenta, in pieno centro a Valsagna, le telecamere che hanno rilevato il passaggio di un'auto, una Renault Megane grigia, sprovvista di assicurazione. Le gazzelle dei militari e anche auto in civetta pronte all'agguato, perché oltre all'allerta dell'occhio elettronico quella macchina era già stata segnalata per una serie di furti in zona. Quando però i malviventi si sono accorti di essere stati scoperti, hanno tentato di forzare un posto di blocco a tutta velocità. Si sono fermati improvvisamente, hanno abbandonato il mezzo cercando di scappare a piedi, ma per tutti sono scattate le manette. Recuperata la rifurtiva, arnesi per lo scanso, sono stati condotti al Sampio X. Questo per il momento è tutto, vi ricevo la linea. Grazie anche a Vanessa Banzato. Ancora colpi in casa, è successo però stavolta a Mestre e i banditi non hanno avuto pietà nemmeno del cagnolino di casa.
Era l'ora di cena quando venerdì sera in via Bissolati a Mestre i ladri hanno forzato la porta di un'abitazione al piano terra, approfittando della momentanea assenza della padrona di casa che probabilmente stavano tenendo sotto controllo. Una volta dentro i malviventi non hanno avuto alcuna pietà per il cagnolino che è stato picchiato barbaramente e che ora è in stato di shock e non si fa avvicinare da nessuno. A ricostruire quanto accaduto gli agenti di polizia intervenuti a seguito dell'allarme lanciato dalla vittima una volta rientrata in casa. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, i ladri hanno messo a soqquadro l'abitazione, rubando tutto quanto di prezioso potessero trovare: gioielli, un orologio d'oro per un valore ancora da quantificare e contanti per 500 euro più 200 sterline. I delinquenti avrebbero puntato tutti i beni rivendibili facilmente, senza toccare i dispositivi tecnologici. Pare che i vicini di casa abbiano notato alcuni movimenti mentre i ladri entravano in azione, ma nessuna stranezza di sorta li avrebbe messi in allerta. Hanno pensato semplicemente che i proprietari stessero rincasando. Ed ora la notte di super lavoro per i vigili del fuoco impegnati dalla serata di ieri a Castel Gomberto. Siamo nel Vicentino per l'incendio del tetto di una villetta di recente costruzione, come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco. Le squadre di pompieri accorse da Arzignano, Schio e Vicenza con 4 automezzi e 12 operatori hanno circoscritto le fiamme, sezionando una parte del tetto ed evitando quindi che il rogo si estendesse all'intera abitazione. Distrutto completamente l'impianto fotovoltaico. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco e, come detto, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'abitazione si sono protratte fino a notte fonda. Ed ora lasciamo la cronaca, parliamo di qualità della vita, perché il Sole 24 Ore stila l'annuale classifica tenendo conto di diversi fattori e diversi indicatori, e la provincia di Belluno arriva al primo posto in Italia. La qualità della vita in Italia corre lungo le Alpi, lo stabilisce l'indagine annuale del quotidiano economico Sole 24 Ore, secondo cui è Belluno, tra le 110 province dello Stivale, quella in cui si vive meglio, seguita da Aosta, che primeggiava nel 2016, e da Sondrio. I primi 7 posti della classifica che misura il benessere, non solo economico, sono tutti occupati da province alpine. In coda ai capoluoghi del sud, Caserta, preceduta da Taranto e Reggio Calabria. Ricchezza e consumi, lavoro e innovazione, ambiente e servizi, demografia, sicurezza e cultura, i parametri valutati per stabilire il livello di benessere, che vede al secondo posto in Veneto la Marca Trevigiana, 19esima. Un salto in avanti di 18 posizioni quello di Treviso. Terza in regione con il suo 25esimo posto Verona, al 30esimo Vicenza, solo al 42esimo Padova e al 43esimo Venezia. Occorre scendere fino alla 65esima posizione per trovare Rovigo, che comunque guadagna 4 posti. Se Belluno primeggia e Treviso gongola, Verona, Vicenza e Venezia registrano un calo di 4-5 punti ciascuna, ma il vero tonfo tocca a Padova, che scala di 12 posizioni rispetto al 2016, pagando in termini di ambiente e sicurezza. Problema smog che penalizza la valutazione di tutti i capoluoghi della pianura padana. Allora, la nostra inchiesta, parliamo di sanità sulla prevenzione del tumore al seno under 50, che appunto per l'under 50 diventa a pagamento, con 2 esami che prima si facevano insieme ed ora sono di fatto staccati con 2 diversi pagamenti. L'esperienza di Manuela Tonon ai nostri microfoni: mammografia ed ecografia insieme mi hanno salvato la vita, e lancio un appello alle donne: fate questi esami non solo a 50 anni ma anche prima dei 40. Il sorriso di Manuela contagia tutti, la sua forza di volontà e il suo coraggio sono un esempio. Lei, che dopo aver superato un tumore al seno devastante, ha deciso di aiutare le altre donne. La prevenzione è fondamentale. Io mi sono salvata, dice, perché ho fatto mammografia ed ecografia insieme. Io dovessi partire dalla mia storia personale, potrei dire che assolutamente guai se non avessi fatto la mammografia e l'ecografia insieme, perché io a 43 anni ho avuto un tumore anche, diciamo, importante al seno, e quindi se non avessi fatto di mia spontanea volontà la prevenzione, perché volevo farla, in questo momento non sarei qui a parlare con te. Una decina di interventi, una difficile riabilitazione ed un periodo di paure. Poi la sua forza di volontà l'hanno portata a reagire e combattere non solo per lei ma per tutte le altre donne. Mi è rimasta, e ce l'ho, la voglia di aiutare le altre donne e dire alle altre donne che assolutamente devono fare prevenzione, ma anche prima dei 40 anni, perché anche col discorso dell'associazione vedo e sento tante donne tutti i giorni, e
l'età media purtroppo si sta abbassando. L'appello rivolto alle donne. Io dico alle donne assolutamente, vogliatevi bene, fate prevenzione e combattiamo, donne, perché è un nostro diritto, perché se stiamo bene noi in famiglia stanno bene tutti. Ed ora torniamo alla cronaca, un dramma a Saccolongo, doveva essere una giornata di festa, la festa di laurea di un giovane ragazzo che appunto si era appena laureato, il consueto pranzo con i parenti e poi la tragedia. Festa di laurea trasformata in tragedia, accaduta a Saccolongo, dove un giovane in compagnia di parenti e amici stava festeggiando la laurea in ingegneria raggiunta poche ore prima. Al ristorante dove erano riuniti i presenti erano divisi in più tavoli. Nel più numeroso, in attesa del secondo, improvvisamente la zia del festeggiato, una padovana di 58 anni, si sente male e si accascia a terra. Il familiare che le è vicino tenta subito di rianimarla, ma non c'è nulla da fare. I sanitari del SUEM, accorsi in pochi minuti sul posto, proseguono con le tecniche di rianimazione per quasi un'ora, ma per la donna non c'è nulla da fare. Intanto, anche per non ostacolare i soccorsi, parenti e amici, dopo aver consolato i familiari più stretti, poco alla volta lasciano la sala, mentre sul posto arrivano anche i carabinieri della stazione di Mestrino. Ancora la cronaca, ancora un ristorante protagonista, questa volta però fortunatamente non è un dramma, però una rissa dovuta a bambini che fanno troppo rumore, cade nel Trevigiano. Una rissa all'interno di un noto ristorante sulla Feltrina, Treviso. A scatenarla alcune mamme arrabbiate perché il cameriere aveva redarguito i figli. È accaduto sabato sera poco prima delle 22. I bambini facevano rumore, correvano fra i tavoli, disturbando i clienti che si erano lamentati con il cameriere. A quel punto, ignaro della reazione che avrebbe avuto sulle mamme, il giovane, fra l'altro figlio dei titolari, avrebbe detto alle mamme: «Scusate, alcuni clienti si lamentano perché i vostri bambini disturbano. Potete controllarli?» Non l'avesse mai detto. Una mamma si alza dal tavolo, ordina un calice di vino rosso e poi, una volta servito, lo getta in faccia alla titolare. Scoppia un parapiglia. Addirittura le altre mamme italiane, albanesi e rumene dello stesso tavolo aggrediscono il povero cameriere facendolo finire in pronto soccorso con graffie ed escoriazioni. Solo l'intervento dei carabinieri riesce a calmare gli animi. Come se non bastasse, sul web partono recensioni velenose. I titolari: mai era accaduto in 20 anni di attività una cosa del genere. Immediata la decisione, l'avvocato dei titolari promette di sporgere querela per lesioni, minacce e diffamazione e la vicenda finisce nelle aule del tribunale. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Chiaramente tutti l'hanno notato questa mattina, il gelo, bastava entrare in macchina per vedere il ghiaccio sui vetri delle auto, ma non solo. Sono crollate le temperature in Veneto, era ampiamente previsto, con valori in ulteriore calo e con un clima freddo e valori delle minime sotto zero. Si è arrivati a meno 20,7 gradi in Marmolada, quota 3.256 metri. La regione si è svegliata sotto la morsa del gelo, specie in montagna, ma anche la pianura non è stata risparmiata, come rileva l'ARPAV, che ha evidenziato il repentino cambiamento meteorologico. Così ad esempio nei capoluoghi veneti, a Belluno il termometro ha segnato una minima di meno 5,4 gradi, a Vicenza meno 3, a Treviso meno 2,5, a Verona meno 1,4, a Padova meno 1,3, a Venezia meno 0,8 gradi, a Rovigo meno 0,5. Da registrare infine i meno 12,9 gradi a Pian del Cansiglio, meno 12,2 gradi a Passo Pordoi e meno 10 gradi a Val Visdende, quindi la morsa che continua anche nelle prossime ore. Adesso lasciamo il gelo e parliamo invece della memoria, perché continua il nostro viaggio, il viaggio di Antenna 3 nella memoria della Grande Guerra, una memoria che si costruisce anche attraverso luoghi e oggetti ritrovati. Trovato alla fine della guerra, poi dimenticato tra le cianfrusaglie di un granaio a 2 passi dal Piave. È la storia recente di questo elmetto italiano, giunto a noi ancora con la sua vernice originale e le sue insegne, e soprattutto la vicenda che lo lega ad una pagina tragica della Grande Guerra.
appartiene a un soldato del 4° reggimento Bersaglieri, molto importante. È un reggimento che è stato decimato durante la guerra, in particolar modo in questi giorni, dal sfondamento di Caporetto per arrivare su Piave. In pochi di questo reggimento sono arrivati tra Ponte di Piave e Fagarei, si sono salvati. Un vero e proprio sacrificio per questo reggimento. Questo reggimento erano circa 3.000 soldati circa, quasi tutti quanti sono stati ammazzati circa 200 tra ufficiali e sottufficiali, le poche decine è stato confluito in altri reggimenti, praticamente è stato sciolto. Un elmetto quasi unico nel suo genere, proprio perché dimenticato tra le travature di un granaio, e oggi testimone di quei soldati che a piedi o in bicicletta correvano in difesa della patria. Perché un elmetto dei bersaglieri? Ma si vede dal fregio ancora conservato davanti, benissimo, 4° reggimento, e il fregio proprio dei bersaglieri. Inoltre qui in parte veniva attaccato il porta Pennacchio, che durante la guerra naturalmente i soldati lo hanno tirato via per scomodo, perché li vedevano da lontano, insomma, per mimetizzarsi meglio veniva tirato via il Pennacchio. Ed ora la programmazione, partiamo da cosa seguirà subito dopo di noi, ovvero ore 13, si parla di sanità, prostata, come curarla quando si ammala. In studio per parlarne Michele Amenta, direttore urologia ULSS 4 Veneto Orientale, e Fabio Toffoletto, direttore anestesia e rianimazione ULSS 4 Veneto Orientale. Questa sera invece 20:10, politica sotto i riflettori con Andrea Ferrazzi, capogruppo del Partito Democratico nel Comune di Venezia, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord. E poi subito dopo 20:10 torna come ogni lunedì Ring, la politica alle corde, il talk show del lunedì sera a partire dalle 21:15. Il tema è quanto mai caldissimo, la fuga dal Veneto dopo il caso Sappada e il rischio che a valanga altri comuni, tra cui Cortina, scelgano lo stesso percorso. E quindi tra gli ospiti in studio di Ferdinando Avarino saranno Massimo Bitonci della Lega Nord e gli onorevoli Simonetta Rubinato del Partito Democratico e Federico D'Inca del Movimento 5 Stelle. Tanti ospiti e collegamenti anche per ovviamente parlare di questo tema, la fuga dal Veneto e i rischi per il Veneto nel futuro. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Arriva l'inverno sull'Italia, tempo stabile sulle nostre regioni, ma clima freddo e temperature in calo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto un cielo limpido, terso e sereno caratterizzerà questa giornata, ma soffieranno venti freddi di tramontana. Temperature come annunciato in diminuzione, valori massimi tra 5 e 8 gradi, minime sotto zero un po' ovunque, ma non lungo le coste. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui venti di tramontana e bellissima giornata di sole su tutto il territorio. Il cielo si presenterà limpido e terso. Calo termico importante, valori massimi attesi tra 6 e 9 gradi, minime sotto lo zero. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Bellissima giornata di sole che splenderà in un cielo sereno e terso. Locali deboli nevicate sui confini esteri fino in valle. Temperature in diminuzione, massime sui 7-8 gradi, minime sotto zero ovunque. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nella laguna di Venezia, i venti deboli da nord-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.